3 minuti trascorsi in questo match. Il taglio di Thomas premiato da Melli. Thomas fa lo stesso anche Smith, poi bravissimo Pengos a recuperarla. Thomas lanciato a canestro e fallo di Passion Thomas. Gira da una parte all'altra, qua si buttano Smith e Heinz, poi la palla ancora per terra. Pangos bravissimo a tuffarsi a recuperarla. Il fallo di Cappelletti già nel momento. È entrato anche Pippo Ricci, l'avete visto adesso passare in post basso a Thomas che se la gioca proprio contro Casarin. Sfrutta il mismatch fisico e va a segnarne altri 2. Palla dentro, cerca l'anticipo Allman, poi ancora palla fuori per Billy Baron. Altra tripla, sempre sotto la gestione di Ettore Messina. Si riparte con Imbro che prova ad andare dentro da Johnson, che si muove bene, trova un canestro con la sua prediletta mano mancina. Messa da fondo con Hall che serve Baron che si alza subito e realizza Billy Baron. Cappelletti perde una brutta palla, Ricci in coast to coast con la mano sinistra, va a chiudere Pippo Ricci per Baron dentro da Davis che si gioca il post contro Smith. 7 secondi per chiudere l'azione, gran palla di Davis per Nick Melli. Anche qui un punto e mezzo sono di chi ha fatto il passaggio. Imbro arresto e tiro da 3 punti, specialità della casa questa. Arresto e tiro da 3 punti dal palleggio. Alviti ancora da Hall, i palleggi, recupera però Imbro che poi si lancia in transizione, va da Udom che si alza dall'arco, bomba per Udom. Casarin, quintetto con 4 italiani anche per Verona in questo momento. Imbro si gira bene, canestrissimo di Matteo Imbro in questo quarto per la Tezenis. Sfiora la persa l'Olimpia, poi Alviti deve prendersi questo tiro dall'arco e lo manda a bersaglio. Mancano poco più di 3 minuti alla fine, più 22 Milano. Thomas torna a fatturare, mancava dal primo quarto, ma finisce comunque 78-54 per l'Olimpia Milano che batte la Tezenis Verona.